da restare a bocca aperta. Meno male che c'è TV 2000, che questi talenti non se li fa sfuggire. Grazie. Possiamo farti un altro omaggio, perché mi hanno detto che l'Antonella ha fatto una corsa per portare a te e a tutti noi un altro regalo, cultura napoletana, le radici del nostro popolo e della nostra arte, la tammurriata. Cosa vi dice? Allora. Vai Antonella! Fermatevi un attimo tutti, Lucia, buongiorno. Noi abbiamo provato, loro avevano già iniziato a fare delle prove, però adesso spieghiamo bene di che si tratta, perché voi in studio parlavate di tradizione e musica napoletana e mi hanno raggiunto Antonio, buongiorno. Buongiorno. E Nestor, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vi ho fermato perché sennò non capivamo nulla. Partiamo proprio dalle basi. Io in mano ho un qualcosa. Questo è il cosiddetto tammurro, o più volgarmente detto tammurra. È uno strumento che serve ad accompagnare una serie di canti e balli devozionali che sono tipici dell'area vesuviana, dell'area domizia e di altre aree marginali come possono essere i Monti Lattari, il Massiccio dell'Avvocata e così via. Per quello, questo serve a fare quello che stavate facendo tutti quanti insieme. Che cos'è là? Questa è... Anche questa è la tammurriata? Anche, correttamente ballo un coppo tammur, come dicono gli anziani, però più volgarmente, più diciamo così cittadinamente da città è detta tammurriata, perché la tammurriata è l'esecuzione vocale del brano che serve ad accompagnare il ballo e ovviamente tutto si appoggia sul suono di questo che è uno strumento di origine contadina. Questo era un setaccio per la farina a cui si applicano pezzi di latta di barattoli per ottenere questo suono, una pelle di capra conciata, e questo è il suono base sul quale si balla avendo alle mani delle castagnette che sono una sorta di nacchere spagnola molto più sottili ed allungate, che fanno questo suono, qualcuno con la castagnetta che accompagna va a tempo con tammurra e con la voce del cantatore. E allora io mi sposto, prendo questo così vi porto un po' di tempo e vi lascio eseguire un brano della vostra tradizione. Non posso applaudire, ho solo questo in mano, ma complimenti. Tu sei l'unica donna all'interno di questo gruppo. Il gruppo come si chiama? Compagnia Sole e Luna. Quando tu da un lato a un certo punto muovi le nacchere, poi cominci a ballare, tu sei napoletana anzitutto? Sì, dei quartieri spagnoli, Napoli Centro. Quindi tu lo senti proprio dentro, è un qualcosa che hai sentito fin da piccola? È qualcosa di istintivo, ce l'hai o non ce l'hai?
Io vi ringrazio, grazie mille. Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie a tutti. Con la Tamorra ci salutiamo. Ciao.